Noi veniamo da Torino. Noi arriviamo da Brescia. Siamo stati accolti da questa organizzazione in modo splendido. It's marvelous to see what's happening here with this incredible festival, in that you have such an interest and an enthusiasm, a loyal following that's very clear, a full church for the concert. It shows that with this festival, it's not only bringing great music to the public, but also clearly they're becoming educated about the great organ music and they're very conversant in speaking about it. And I think this is a really beautiful thing to see in a time where I think live music is so important in this world. Il maestro ha avuto delle parole introduttive per il concerto e noi siamo stati ad ascoltarlo in modo assolutamente attento. Queste spiegazioni permettono a noi, semplici persone che amano la musica ma non hanno una grandissima conoscenza, di poter apprendere e capire un po' di più lo svolgimento poi dell'opera. Ich habe mit meiner Blockflöte einige Stücke hier gespielt und die Akustik ist ganz, ganz wunderbar hier. Der Flötenklang und auch der Orgelklang haben ganz wunderbar zusammen harmoniert. Dass so viele Menschen in die Kirche lockt für ein Orgelkonzert, was wirklich außergewöhnlich ist. Und es war mir eine besondere Freude, an diesem wunderbaren Instrument, dieser Orgel von Nacchini, zu spielen, die sich hervorragend eignet als Soloinstrument, aber eben auch als Kammermusikinstrument. Possiamo vedere con un maxi schermo tutto il concerto e come si svolgono proprio le varie fasi. Vedere le espressioni, la partecipazione di tutto il corpo nell'emettere questi suoni è stata veramente fantastica. Quindi grazie di aver messo lo schermo. Also das war eine Freude, hier zu spielen an dieser Orgel. Das Instrument klingt auch sehr gut, hier auch beim Spielen, auch im Raum. Und man könnte fast glauben, sei von Cavaillé-Coll gebaut. Sono rimasto emozionato dai contrasti di colori che questo organo sinfonico ha a disposizione, dall'interpretazione del maestro Hessel, ricca di agogica fantasia. Ma l'idea di invitare un organista internazionale la considero una scelta molto importante. È giusto che la musica sia eseguita sull'organo giusto dalla persona giusta. Riuscire a portare un po' di sogno e di fantasia alle persone è sempre una soddisfazione. Siamo venuti a fare un giro in città, ci siamo fermati qui ad ascoltare questi due signori insomma, che suonavano l'organetto, che era una musica molto coinvolgente e interessante. Allora è una riscoperta per le persone dei vecchi sistemi antichi della meccanica e rimane questa magia del tempo passato, con tanta curiosità e un immenso successo presso i bambini. C'era tantissimo pubblico, è stata veramente una bellissima esperienza e io voglio ringraziare ancora una volta tutte le persone che hanno contribuito all'organizzazione sia di questo concerto sia di tutto il festival, che è veramente un appuntamento imperdibile dove si esibiscono grandissimi artisti con importanti programmi che veramente rendono onore a questi stupendi strumenti. Abbiamo seguito un'illustrazione che spiegava appunto l'organo. And people with lots of very interesting questions afterwards and commentaries. We've got a programme of music, all of which has some connection to London, my home city, and it's a great pleasure to bring that to Treviso today. Ringraziamo la Fondazione Antiqua Vox per questa bellissima opportunità di suonare in questo festival. Per noi è un'occasione, fra l'altro, anche per fare questa esperienza a quattro mani come coppia di musicisti nella vita e nell'arte. Interessante anche la possibilità di avere la diretta. Quando non sono potuto venire a vedere i concerti ho potuto gustarmela da casa. Ringraziamo Antiqua Vox perché ci ha portato in questi posti eccezionali dove abbiamo potuto gustare storia e musica. È stato veramente la ciliegina sulla torta di tutta la rassegna. La giornata di oggi per me è stata un'esperienza straordinaria. È venuto veramente ad assecondare il mio interesse per la storia dell'arte con la possibilità di ascoltare un'ottima musica.
È stata una giornata bellissima che ha unito la creatività concreta del mosaico all'arte della musica. E desidero ringraziare la Fondazione Antica Vox per la splendida organizzazione e soprattutto il livello culturale e artistico che promuove. And so I'm just very grateful to have been here, to sit on the same bench where so many great organists have sat in the last years, and to enjoy so fully these beautiful sonorities and to meet wonderful people. So congratulations, it's wonderful to see what's happening here.